Ecco, intanto vediamo che si avvicina a noi il gruppo dei cavalieri e delle amazzoni a cavallo. È un momento molto particolare questo, perché come vi abbiamo detto sono gli amici di Marco che quest'anno hanno voluto, e ci saranno dei momenti anche più tardi durante l'incontro con le tradizioni popolari, dove ci sarà una voce che darà ovviamente un senso a questa dedica, a questa comunità che si ritrova in un momento particolare della sua storia. Cristina, se torniamo con le immagini sui cavalieri a cavallo, eccoli qua, come vedete c'è anche una scritta dove loro vogliono marcare la vicinanza a Marco, invocano la chiusura di questa vicenda dolorosa, con la speranza insomma, che giustizia venga fatta, ma soprattutto loro sono qua proprio in amicizia, in senso d'appartenenza a questo dolore e di condivisione. E vedete un'immagine bellissima, composta, ordinata. Io vorrei che fosse il suono di questo passaggio a commentare il momento. Abbiamo visto aprire il corteo da un cavallo particolare, ed era il cavallo di Marco, che a questa ricorrenza era particolarmente legato, perché è la mamma stessa che ci racconta questo particolare, e vorrei darvi lettura in questo momento con i suoi amici. Si avvicina la ricorrenza più sentita per il nostro paese, la festa della Madonna delle Grazie. E in questi giorni saresti stato ovunque, Marcolino, a spasso per le vie del paese, preparando il tuo caro ebano per la processione. Saresti stato all'alternativa a organizzare il locale per la cena in cui avresti dovuto accogliere i tuoi amici di fuori, come li chiamavi tu, a correre avanti e indietro per i negozi, ad acquistare tutto ciò che serviva per rendere ancora più bella questa ricorrenza, facendo sì che tutto fosse perfetto. Tu tenevi tanto a questa festa, sia per l'amore profondo che avevi verso il tuo paese, che per il rispetto verso la Madonna. Quest'anno sarà diverso, mancherà il tuo entusiasmo, mancherà la tua voce, mancheranno i sorrisi che illuminavano il tuo volto e quello di chi li riceveva. Mancherai tu tanto e mancherai tanto. Mi piace pensare che tu non sia solo lassù, che stia bene e che la Madonna ti tenga stretto a sé come vorrei fare io. Ti amo, e sono le parole di una madre. Vogliamo che in questo momento siano le immagini a parlare, e noi non vogliamo aggiungere niente. Vorrei aggiungere una cosa io. No, non è possibile. Ecco, intanto vediamo inquadrato il cavallo di cui parlavamo. Signora Anna Maria. Volevo dire una cosa a proposito di Marco, della sua bontà, del suo amore per il paese, del suo amore per la Madonna, che lui ha festeggiato la Madonna delle Grazie 2 volte, con un gruppo della stessa classe e poi col gruppo della classe superiore, perché lui aveva frequentato la scuola con un po' di anticipo e quindi aveva fatto non aveva proprio rifiutato di partecipare a questa festa solenne, e ci piace ricordarlo in effetti, cavalcando sulle nuvole col suo ebano. Magari io mi commuovo perché lo conoscevo molto bene.